presentazione della squadra che avverrà tra pochi minuti avrà inizio la stagione 2018-2019 dell'Albignasego Calcio. Prima però vorrei passare la parola al presidente dell'Albignasego Calcio, Fabio Cechinate. Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Cominciamo una nuova avventura con una squadra che noi dirigenti abbiamo voluto particolarmente giovane ma anche tecnicamente forte. Sia Parnigotto che il mister Boscaro hanno fiducia su tutti i ragazzi che hanno scelto e ce l'abbiamo anche noi ovviamente dirigenti. A loro chiedo la massima ovviamente dedizione e sacrificio per poter portare un po' di soddisfazione a noi come società e anche ai tifosi e toglierci magari qualche sassolino dalle scarpe. Chiedo però anche che diventiate squadra, perché la squadra è il 12° uomo in campo. A volte nei momenti di difficoltà essere uniti significa superare i momenti di difficoltà. E siete anche un'altra cosa, siete l'esempio per tutto il settore giovanile, per cui avete una responsabilità per quello che fate in campo e fuori dal campo. Vi chiedo quindi di essere uomini prima di tutto e di essere gente che dà a noi quella soddisfazione di supportare quei sacrifici che facciamo per stare in piedi, e per questo voglio ringraziare, non voglio fare l'elenco perché sicuramente ne dimentico qualcuno, ma tutti quelli che sono i collaboratori che tengono in piedi, riescono a mantenere questa struttura, che è gente che non viene pagata ma che ha un amore come infinito e che si può capire da quello che fanno e da quello che danno. E poi voglio infine fare una cosa importante, voglio fare gli auguri a una persona importante che è sia mio fratello ma anche il presidente onorario dell'Albignasego Calcio, mio fratello Paolo, che e adesso passiamo ai fatti, ciò significa che mangiamo un po'. Passo la parola al vice sindaco e assessore allo sport, l'amico Bottin. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito che ho accolto con molto piacere, porto i saluti di tutta l'amministrazione. Io vado a ribadire il lavoro che sta facendo l'Albignasego Calcio, tutto lo staff dell'Albignasego Calcio che rispecchia la personalità del presidente. C'è grande collaborazione tra l'amministrazione e l'Albignasego perché ci sono diciamo, prospettive di apertura, ecco, per quanto riguarda il settore giovanile, ma soprattutto anche di collaborazione con tutto il territorio di Albignasego. Noi contiamo molto, faccio i complimenti anche, io conosco bene le persone che si dedicano qui all'impianto, tutto quello che riguarda spogliatoi, cucina, veramente spero che se voi riuscite a capire anche questo, trasmettere quello che c'è qui di passione, poi il campo insomma, darà buoni risultati. Da parte dell'amministrazione c'è massimo supporto per quanto riguarda l'impiantistica, avete parecchi impianti a disposizione, mi raccomando gli impianti non preservateli ma calpestateli, cioè ci sarà il dottor Martini che non sarà molto contento, però in senso buono e calcistico, cioè quando entriamo in campo dobbiamo avere fame, cioè mangiamo la terra, nel senso per portare i risultati, ecco, passatemi questo termine calcistico. Buona stagione a tutti e naturalmente un benvenuto, ecco, per i nuovi dell'Albignasego della prima squadra, grazie ancora a tutti. Ci approfittiamo anche della presenza del vicepresidente del Giovane Dino, mettiamo due parole anche. Ma io mi associo a quello che ha detto il Presidente e il Vice Sindaco, mi auguro che sia un'annata di soddisfazione e alla fine credo che questa famiglia meriti veramente i risultati che tutti auspichiamo. Vi ringrazio a tutti e buon inizio della stagione. Famiglia dell'Albignasego Calcio, a partire dal reparto cucina bar, con le signore Sattin Maria Grazia e Teresa Schiavonna. Poi abbiamo i fratelli Barolo, Luigi e Paolo. Comis Mario, Zanardi Giuseppe,
Pizzeghe Lorenzo, Rigoni Antonio e Grigio Mauro. Per quanto riguarda il reparto campi e manutenzioni, abbiamo il responsabile dei campi, che è il signor Martin Giancarlo, detto Poppe. Grande Poppe. Con i suoi collaboratori, Gallo Adriano, Schiavon Luigi, Pengo Luigi e Camelin Graziano. Per quanto riguarda la segreteria abbiamo il segretario, il signor Sala Eugenio, direttore generale Mauro Noventa, direttore sportivo prima squadra e juniores Parnigotto Alessandro. Direttore settore giovanile Mario Calderaro. Responsabile attività di base Moro Giuliano. Per quanto riguarda il magazzino, il magazziniere è Beppone, signor Pettenello Giuseppe, che non c'è. Vabbè. Va bene, una volta presentata, diciamo così, la famiglia, io passerei a presentare la prima squadra dell'Albignasego Calcio. Oh. È uno dei nuovi arrivati, uno dei tanti nuovi arrivati. Ripeti il nome. Baratto Alessio. Poi dovrebbe esserci Barison Andrea, ma per problemi personali non è presente. Passiamo a Cappellaro Davide. Carpanese Giacomo. Rivellari Filippo. Di Tommaso Giacomo. Fagin Mattia. Fortini Jimmy. Iquevan Destiny. Lile Alvin. Maniero Nicola. Marchioro Nicolas. Mella Leonardo. Meloni Mattia. Muzzolon Carlo. Niselli Gianluca. Noventa Cristiano. Regazzo Mattia. Salvadori Filippo. Veronese Alessandro. Zaggia Marco. Zilio Denis. A capo di questa ciurma il comandante Boscaro Alberto, collaboratore del mister Vinchesi Tommaso. Per quanto riguarda i dirigenti abbiamo Turco Antonio, fisioterapista Schiavon Andrea, preparatore dei portieri Rossetto Davide. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ok, questa è la nuova squadra, tante facce nuove, tante facce giovani, con tanto entusiasmo. Speriamo che lo stesso entusiasmo che manifestate questa sera lo portiate avanti per tutta la durata del campionato. In bocca al lupo e in buon campionato a tutti.